Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Ha parlato la 19enne vittima dello stupro di gruppo avvenuto lo scorso 7 luglio a Palermo. La giovane ha raccontato di essere stata condotta in una zona appartata del centro del capoluogo dove si è poi consumata la violenza. La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 47 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo avrebbe tentato di strangolare la moglie, salvata dall'intervento del figlio. È morto prima di raggiungere il pronto soccorso di Giarre in provincia di Catania, vittima un 43enne colpito da un infarto che pochi giorni prima aveva effettuato dei controlli in ospedale, aperta un'inchiesta. È finita l'emergenza diossina a Palermo. Secondo le recenti informazioni rilasciate da ARPA e ASP sono rientrati nella norma i valori dopo l'incendio della discarica di Bellolampo dello scorso 24 di luglio. E chiudiamo con il meteo. Per la giornata di domani previsto bel tempo su tutta la Sicilia, le temperature segneranno un rialzo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.